Corsa numero 5 dall'Arcoveggio, sono 7 cavalli di 4 anni. Sulla distanza dei 1660 metri, 1 Fiorenza Cla, 2 Festival, 3 Fiorella Jet, 4 Fabergé B, 5 Frank BF, 6 Freccia Laxmi, in seconda linea 7 Fanello. Corsa aperta con Fabergé B, Fiorella Jet e Festival molto vicini nella valutazione, gli altri decisamente più trascurati, con Fiorenza Cla che è comunque la quarta forza in campo. Vediamo le fasi di lancio con la velocità iniziale di Fiorella e di Fabergé che si avvantaggia, passa in vantaggio e scende alla corda Fabergé B su Fiorella Jet, gli altri più indietro. I due più veloci, quindi subito al comando, in terza posizione Fiorenza Cla, poi Festival, via via gli altri. 200 iniziali in 15,2 per Fabergé B che ha colto lancio perfetto e si è installato al comando, sopravanzando una partitrice come Fiorella Jet che ha tentato di opporsi ma ha dovuto adeguarsi alla superiorità iniziale dell'avversario. 400 iniziali intanto già in decelerazione, 31,9. All'esterno c'è Festival che è spostato dalla corda, raggiunge Fiorenza Cla in terza posizione, Fiorenza seguita a sua volta da Fanello, mentre in coda c'è Frank BF e al largo anche Freccia Laxmi. Se ne vanno i primi 600 in un tranquillo 49. Leader Fabergé B, all'esterno c'è Fiorella Jet che ha spostato e così Fiorenza Cla guadagna un'altra posizione lungo la corda. Al largo anche Festival che ha subito giusto l'anticipo di Fiorella. Fiorella che ora arriva al sediolo del battistrada quando siamo al chilometro, percorso in un tranquillo 1,18,8, ma già con un 14,9 di parziale. La corsa quindi ha nuovamente subito un'accelerazione. Ora Fabergé B lanciatissimo in avanti, Fiorella Jet all'esterno. Prova a superare Fiorenza Cla, mentre all'esterno anche Festival che prova ad ingabbarsi e tenta la terza ruota quando siamo a 300 dalla conclusione. Intanto Fabergé B ha preso netto margine all'ingresso in retta d'arrivo. Fabergé B in netta evidenza, si allunga ancora e si isola Fabergé per andare a concludere facile vincitore. Il secondo posto è per Fiorenza Cla, mentre finisce di galoppo Festival e al terzo è Fiorella Jet. 1,15,7 ma 28,8 a chiudere dopo il 29,1 di penultimo quarto. E quindi un bel chiudere per Fabergé B che Maurizio Cheli porta alla vittoria in percorso di testa. Al training Massimo Trevellin per conto del signor Massimo Nelti. Andiamo a rivedere il primo piano di Fabergé che vince davvero molto facile, almeno 2 lunghezze di vantaggio su Fiorenza Cla che coglie il secondo, mentre Fiorella Jet terza sull'errore di Festival.